Buongiorno, mezzogiorno in punto, in diretta da Focus TG. C'è stata una scossa di terremoto questa notte di magnitudo 3,6 alle 2:42 di questa notte nel nord-ovest del Friuli Venezia Giulia, in provincia di Udine. Secondo i dati del Centro Ricerche Sismologiche di Udine, il sisma ha avuto un ipocentro a 7 km di profondità ed epicentro a 3 km dal comune di Raveo. Siamo, diciamo, tra Pieve di Cadore e Tolmezzo, per essere più precisi. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, qualcuno è sceso in strada. La centrale unica e la sala operativa regionale presso la centrale operativa della Protezione Civile a Palmanova non hanno ricevuto segnalazioni di danni a persone o a cose. Nessuna segnalazione è giunta neppure ai vigili del fuoco. Sono ore di profondo cordoglio conegliano per la morte di una bimba di 5 anni che fin dalla nascita ha combattuto contro una malattia rara, incurabile. Il nome della piccola è Alberica Barnaba, che frequentava la scuola dell'infanzia al Collegio Immacolata proprio nella città del Cima. Il decesso è avvenuto mercoledì 8 gennaio mentre si trovava ricoverata nell'ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. Alberica era nata il 19 maggio 2019 da Maria Sole e dal padre Angelo, che negli ultimi tempi si erano spostati a Roma per seguire le terapie e le difficili cure della loro piccola. Il funerale officiato da Don Roberto Bischker si terrà domani alle ore 15 presso la chiesa parrocchiale di Costa. Un'intera comunità si stringerà intorno alla famiglia della piccola Alberica. Un momento di preghiera si è già tenuto all'asilo frequentato dalla bimba. La Procura di Padova ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo per chiarire le cause che hanno portato al decesso di una 48enne di Ponte San Nicolò, morta nel reparto di cardiochirurgia dopo un intervento al cuore per colpa di un batterio. Sentiamo Valentina Visentin. È stata disposta l'autopsia sul corpo di Deborah Danieli, 48enne di Ponte San Nicolò, deceduta lo scorso 30 dicembre dopo un calvario durato mesi per colpa di un batterio che con ogni probabilità aveva contratto in ospedale dopo un intervento al cuore. La decisione è stata presa dal pubblico ministero Marco Brusegan, che ha aperto un'inchiesta con l'ipotesi di reato di omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, dopo l'esposto presentato dai familiari della 48enne che si sono rivolti allo studio 3A. L'inferno per Deborah Danieli era iniziato un anno fa, quando le era stato diagnosticato un tumore al seno. Operata ad aprile allo IOV, dopo l'intervento le era stata accertata anche una malformazione cardiaca che l'aveva costretta a sospendere l'iter oncologico e un trasferimento nel reparto di cardiochirurgia per risolvere l'ulteriore problematica al cuore. 8 mesi fa l'operazione, l'inizio del calvario dopo le dimissioni. La paziente infatti è ritornata in ospedale, dove i medici hanno riscontrato l'infezione provocata da un batterio, lo Staphylococcus aureus, molto verosimilmente contratto durante l'intervento cardiochirurgico. Un'infezione terribile che l'ha costretta a continui ricoveri in ospedale fino al tragico epilogo durante le festività natalizie. Deborah Danieli, tornata in ospedale, non è più rientrata a casa. I familiari il 30 dicembre sono stati avvisati all'improvviso del decesso, senza avere una spiegazione precisa, e così hanno deciso di fare chiarezza rivolgendosi a dei legali e facendo un esposto. Già nominati 3 consulenti tecnici, un medico legale, un cardiologo e un infettivologo. L'incarico sarà affidato lunedì 13 gennaio, una volta effettuata l'autopsia, il magistrato darà il nulla osta alla sepoltura e i parenti potranno così fissare la data dei funerali. Questa era Valentina Visentin. Vediamo dal Gazzettino un'altra tragedia, questa volta in Alto Adige, a Brunico, un bambino che è morto a scuola a 7 anni dopo l'ora di pattinaggio. Il malore davanti ai compagni, poi si è accasciato a terra, inutili sono stati i soccorsi. Sequestro di persona e tortura in concorso con più persone ai danni di un altro ragazzo. La Polizia di Stato di Verona ha dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un 21enne che la scorsa estate
avrebbe orchestrato un sequestro ai servizi di un coetaneo che aveva deciso di denunciare le continue angherie di un gruppetto di bulli. Il branco ha reagito con una spedizione punitiva, il ragazzo era stato sequestrato e condotto nelle campagne del Veronese in zona Valpolicella, dove era stato frustato, bastonato e seviziato. Già lo scorso anno 5 giovani erano stati arrestati e processati per questi fatti. Il bullismo, una piaga che non si riesce per ora a sconfiggere. Vediamo la sicurezza a Treviso, c'è stato un vertice alla presenza di questore, prefetto, sindaco e comandante provinciale dei Carabinieri. Nessuna zona rossa sarà identificata in città, ma sarà applicato il DASPO per allontanare i soggetti pericolosi. Ieri abbiamo avuto qui il sindaco Mario Conte dopo questo vertice che ha definito Treviso una città sicura. Sentiamo Anna De Roberto. Abbiamo concordato con il sindaco di ampliare le aree di interesse già previste nel regolamento di polizia urbana per l'applicazione dei DASPO, allargandole a quelle vie che non erano previste formalmente. Già di fatto c'era un controllo rafforzato e di ampliarlo quindi anche nel regolamento di polizia urbana a via Collalto, via Castelmenardo, piazza Pio X e via Dandolo. A Treviso non ci saranno zone rosse. La statistica dei reati nelle mani del prefetto Angelo Sidoti è stata condivisa stamane nel corso di un delicato comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. La città è sicura. Una misura però sarà adottata per gestire l'escalation di violenza registrato negli ultimi mesi. Zone più sorvegliate, DASPO per allontanare da queste i soggetti pericolosi. Quelle aree che sono interessate da questi fenomeni, che sono zone limitrofe alla stazione ferroviaria o zone limitrofe a luoghi di culto o beni architettonici artistici. Al tavolo, accanto al questore Alessandra Simone, il comandante provinciale dei Carabinieri di Treviso, il colonnello Massimo Ribaudo, e il primo cittadino Mario Conte, che da giorni attendeva l'incontro di oggi. Con grande soddisfazione possiamo anche dire ai nostri cittadini che Treviso resta saldamente la città più sicura del Veneto. E quindi ho ringraziato le forze dell'ordine per il grande lavoro che svolgono. Ovviamente ci sono dei punti sui quali dobbiamo intensificare. Il prossimo passo sarà una riunione tecnica per stabilire quali quadranti della città attenzionare tra i quartieri citati San Liberale e San Zeno, allontanare soggetti pericolosi attraverso DASPO per disgregare il branco e disinnescarne la pericolosità sociale. Abbiamo un aumento sensibile dei fatti commessi dai ragazzi, dai minorenni che porta a un aumento appunto sensibile di episodi criminosi con aggressioni fisiche. Nessuna sottovalutazione dei problemi, anche questo è uno degli esiti del comitato, chiarisce il primo cittadino Mario Conte. Abbiamo chiesto di rafforzare gli organici al Ministero proprio perché non vogliamo abbassare la guardia e non vogliamo sottovalutare la situazione, però è altrettanto giusto dire che Treviso rispetto alle altre città d'Italia e del Veneto è ancora un'isola felice. Dura l'opposizione per il capogruppo Dem Stefano Pelloni. Identificare le aree in cui intensificare i controlli comporterà solo uno spostamento del problema da un'area all'altra della città. Spostare i problemi invece di risolverli, bolla così l'esito del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di questa mattina. Il capogruppo Dem Stefano Pelloni, da sempre critico nei confronti della gestione dell'escalation di violenza in città da parte di Cassugana. Pelloni parla di investimento necessario, soldi da spendere per potenziare i servizi sulle strade ma anche nelle strutture sanitarie. Da tempo non si investe nella riduzione delle dipendenze, bisogna anche intervenire nel territorio con degli operatori che possano intercettare queste situazioni di disagio, parlare con le famiglie in maniera più con operatori specializzati del sociale. Questi provvedimenti non fanno altro che spostare il disagio, la criminalità in altre aree della città e quindi sono solo palliativi di brevissimo respiro per spostare da una via a un'altra dei problemi. Era già successo l'anno scorso quando il presidio in Piazza Borsa ha spostato i problemi nella zona di Piazza Pio X. Rimanda
rimanda poi il capogruppo Dem alla dialettica interna agli alleati, che proprio sul tema della sicurezza ha fatto scoccare le prime scintille. Se il sindaco pensa che la città sia sicura, dovrebbe confrontarsi con gli esponenti di Fratelli d'Italia e i suoi esponenti della sua maggioranza, che non la pensano nella stessa maniera. Allora, questo era Stefano Pelloni, che è il capogruppo Dem del Partito Democratico a Treviso. Intanto sono stati identificati gli 8 giovanissimi vandali che la notte di Capodanno hanno provocato danni per 45.000 euro alla nuovissima pista di atletica di Cimadolmo. Il sindaco li sta convocando in comune in questi giorni assieme ai genitori e dice pagheranno i danni. Hanno tra i 13 e i 17 anni gli 8 ragazzi identificati dalla polizia locale di Cimadolmo che negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di numerosi episodi di vandalismo nel comune. Il più grave è la notte di Capodanno, quando dopo aver scavalcato la recinzione del campo sportivo, appena inaugurato e costato 180.000 euro, hanno sparato dei botti danneggiando la pista di atletica per 45.000 euro. Sul caso è intervenuto anche il ministro Matteo Salvini. Spero che il sindaco vada dalle mamme e dai papà di questi cretini per farsi rimborsare i soldi, perché non è giusto che siano tutti i cittadini a pagare per l'imbecillità di qualcuno, queste cosiddette baby gang. Sindaco che si era già attivato con i vigili urbani e in questi giorni sta convocando in comuni i ragazzi con le famiglie. Le riprese sono chiare e si vedono, quindi sono stati tutti identificati. A uno a uno li sto cercando di capire, sto cercando di ricostruire tutto. A qualcuno l'ho chiamato, gli ho parlato, naturalmente hanno negato, ma devo andare avanti a concludere l'intera vicenda e penso che entro sabato concluderò tutto. Giustamente questa volta saranno sottoposti a ciò che prevede la normativa, ciò che la legge, cioè il danneggiamento e il rimborso anche dei danni che hanno causato. Ma ciò che mi fa rimanere perplesso, come fanno sti ragazzi, anche se era Natale o Capodanno, posso capire fino alle 2 di notte in giro, ma come fanno gli altri giorni a stare fuori fino alle 11, a mezzanotte, perché noi è più di un anno che l'attenzioniamo. Da mesi la banda di giovanissimi è in azione a Cimadolmo, danneggiando più volte gli impianti sportivi, distruggendo i pannelli isolanti, vandalizzando i magazzini e gli spogliatoi, imbrattando i monumenti ai caduti. Ora l'ultimo gravissimo episodio per il quale il sindaco chiederà il risarcimento dei danni. Penso che i genitori si assumano una propria responsabilità e penso che i genitori sappiano anche cosa fanno i ragazzi fuori. Cioè non si può venire in ufficio a contestare alcuni fatti, stare zitti e dire io non sono stato, io non so nulla. Anche i genitori devono capire che devono controllare i propri figli. E in comune monta la rabbia anche perché le finanze sono sempre più risicate e un danno così ingente non può pesare sulla collettività. Già siamo in difficoltà a non aumentare le tasse, non l'abbiamo mai aumentato dal 2014 a oggi. Siamo in difficoltà, cercavano di aumentare il costo della mensa, dei trasporti e di altre cose. Abbiamo fatto difficoltà a trovare 45.000 euro per cercare di non aumentare i pasti per i bambini. E oggi mi trovo un debito di 45.000 euro per 4 ragazzi che non sono in condizione di capire i danni che hanno fatto. Stiamo verificando una notizia che è arrivata frammentaria dall'Electrolux di Porcia. Allo stabilimento c'erano operazioni di carico di merci, stavano scaricando alcuni operai delle lavatrici e sembra che il conducente di un camion abbia tirato fuori una pistola e minacciato il carrellista. Poi vedremo di collegarci con la nostra redazione in Friuli. Intanto torniamo a Venezia, torniamo in Veneto, a Venezia. Violenza e spaccio nella vita notturna veneziana sono le maggiori preoccupazioni del comitato Danni da Movida. Fondato un anno fa, il comitato di residenti ha realizzato un rapporto di collaborazione con comune e polizia locale. Anche a Venezia ci sono spesso atti violenti, per fortuna sembra leggermente meno rispetto a Mestre, ma se le cose non vengono regolate un po' di più e c'è bisogno di più controllo, temiamo che anche Venezia diventi un posto pericoloso. Forse una volta ci si sarebbe aspettati che l'attività di un comitato di residenti particolarmente infastiditi dalla vita notturna veneziana si limitasse a protestare per degli schiamazzi a tarda ora, magari per musica ad alto volume nei locali o al
al massimo nei casi più gravi per qualche atto di vandalismo. E invece nel bilancio del primo anno d'attività del Comitato Danni da Movida c'è anche altro. Anche Venezia è una piazza di spazio, ci sono le zone che già si conoscevano vecchie, alle quali si sono aggiunte delle zone nuove. L'ultima in ordine di new entry è la zona di Canareggio. Quando a tarda notte il tasso alcolico diventa elevato ed entra in gioco anche la droga, la situazione può rischiare di degenerare. Risse e accoltellamenti, a volte anche regolamenti di conti tra spacciatori sono aumentati in una città percorsa annualmente da decine di milioni di persone che assieme ad alberghi, bed and breakfast e locazioni turistiche ha assistito ad un boom enorme proprio di locali pubblici. La ordinanza antimovida è stata allungata di qualche mese, anche grazie alla nostra attenzione, alla nostra richiesta. È stato apportato qualche modifica sull'orario di chiusura, sul non servibilità dopo una certa ora. Diciamo che c'è un buon rapporto. In questo senso si guarda con interesse alla direttiva del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che introduce le cosiddette zone rosse, aree sensibili che saranno soggette ad un alto tasso di controlli. Il comitato intanto continua a muoversi a 360 gradi. A Venezia, ad esempio, dopo il Covid si è assistito alla moltiplicazione dei plateatici e non solo d'estate. Ci preoccupano le stufette elettriche. Ci sono delle stufette in tantissimi locali, bar e ristoranti, appese sotto agli ombrelloni o in vicinanza a tendoni di plastica che non sarebbero regolamentati, con i cavi che penzolano sui piatti dei turisti, e la new entry ancora sono delle lampade a raggi infrarossi che vengono puntate sui tavoli dei clienti e che ci stiamo informando, ma sembra che facciano anche molto male alla salute. Servizio di Filippo Fois, adesso un episodio di un 37enne infastidito dal cane del vicino di casa che ha minacciato con un fucile detenuto illegalmente. Il continuo abbaiare di un cane è stato all'origine di un acceso diverbio verificatosi la sera dell'Epifania a Grumolo delle Abbadesse. La lite ha coinvolto i proprietari dell'animale e un vicino di casa, un 37enne italiano. L'uomo, infastidito dai latrati, ha imbracciato una carabina priva di numero di matricola e detenuta illegalmente, minacciando il padrone del cane. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Camisano Vicentino che hanno proceduto alla denuncia per minaccia aggravata e detenzione illegale di arma comune da sparo. Il fucile è stato sequestrato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Il litigio fortunatamente non è degenerato con spari né danni a persone o cose. E torniamo sulle truffe a San Giorgio e in Bosco, l'allarme che è stato lanciato dal sindaco. L'ipotesi è quella di aver messo in atto una complessa frode fiscale attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni. Le truffe agli anziani sono in aumento, lo certificano i dati dei carabinieri che dicono che le denunce sono aumentate nel 2024 dell'86% rispetto all'anno precedente. In questi giorni alcune segnalazioni arrivano da San Giorgio in Bosco, nell'Alta Padovana, tanto che il sindaco Nicola Pettenuzzo ha lanciato l'allarme sui social, avvisando i cittadini di fare attenzione ai falsi carabinieri al telefono. Mi hanno raccontato di telefonate in cui queste persone si spacciano per carabinieri. Quella di ieri addirittura il signore al telefono diceva di essere il maresciallo della stazione del mio comune. La signora, fortunatamente attenta, ha detto che nel comune di San Giorgio in Bosco non ci sono carabinieri, non c'è la stazione dei carabinieri, e quindi ha in qualche modo messo in difficoltà questo signore, che però l'ha incalzata con toni, come diceva lei, abbastanza forti e duri, dicendo che se non risponde alle sue domande lui farà delle segnalazioni agli organi preposti. 2 i casi che sono stati segnalati in questi giorni, con i malviventi che dall'altro capo del filo si spacciavano per carabinieri, fingendosi il comandante della locale stazione, anche se a San Giorgio in Bosco non c'è la caserma dell'Arma. Il sindaco ricorda di non fornire mai informazioni sensibili al telefono, anche se i truffatori sono molto aggressivi, arrivando addirittura a minacciare l'interlocutore. Non credere che chi sta al telefono in quel momento lì sia realmente un esponente delle forze dell'ordine, e anzi se ci sono determinate esigenze
i carabinieri o qualsiasi altra forza dell'ordine viene a casa vostra e si presenta. L'appello alla cittadinanza del sindaco Pettenuzzo è quello di segnalare subito al 112 o alle autorità competenti questi casi. Cartelli, disegni e candele nell'aula della quarta elementare di Tavagnacco per ricordare il piccolo Mattia morto in Egitto dopo un malore durante una vacanza lo scorso 5 gennaio. La famiglia attende l'ok delle autorità egiziane per riportare la piccola salma in Friuli, eseguire l'autopsia e capire se i soccorsi potevano fare di più. Intanto le educatrici del dopo scuola raccontano con affetto un bambino che non dimenticheranno mai. La ripresa dopo le vacanze non è facile perché Mattia è ovunque, è in ogni disegno, in ogni aneddoto, in ogni gioco e lascia in noi un grandissimo vuoto. Ma se questo dolore è davvero impossibile da accettare, quello che noi possiamo fare è parlare, testimoniare, per non dimenticarci mai il bambino speciale che era Mattia. Sono giorni difficili quelli che si vivono nelle aule della primaria di Tavagnacco, dove il ricordo di Mattia, il bimbo di 9 anni morto in Egitto, è ovunque. Le educatrici del tempo integrato della scuola, che lo hanno seguito tutti i pomeriggi sin dalla prima elementare, lo raccontano come un bambino educato, solare e sensibile. Amava il calcio, le costruzioni fantasiose, la gara di barzellette e la lettura, a cui spesso si dedicava dopo i compiti. E l'altra cosa che porterò sempre con me di Mattia era quel suo modo di arrossire. Era molto timido e molto dolce come bambino. Quando tu gli rivolgevi la parola immediatamente arrossiva e ti sorrideva di un sorriso che gli illuminava gli occhi e il viso. E questa è proprio l'immagine che voglio portare sempre con me di Mattia. Un bambino fantastico. Ricordare Mattia è il modo migliore per sentirlo ancora vicino. Aveva questi occhi sorridenti, nascosti dietro un paio di occhiali blu, che ti facevano veramente stare bene. Noi siamo cresciuti con lui e lui è cresciuto con noi. Ci mancherà tantissimo e in ogni suo gioco, in ogni suo momento lo ricorderemo. Un bacio, piccolo angioletto. Prima di andare a casa, e lui si girava sempre verso di noi, ci salutava con la mano e ci diceva: ciao maestre, ci vediamo domani. E ci mancherà da qui a tutti i domani a venire. Ciao Matti. Oggi in regia Tori Esposito e Italo Morao, torniamo a Venezia, ci sono 2 indagati dalla Procura per l'incidente del 14 dicembre dell'anno scorso davanti all'imbarcadero di Sant'Elena. Sono i piloti del vaporetto e della motonave che sono stati coinvolti in questo incidente. Nello scontro tra i 2 mezzi, una motonave privata Gran Turismo e un mezzo, un battello della linea 1 della CTV, erano rimaste ferite 4 persone. La tragedia di Trevignano, la Procura ha conferito in queste ore l'incarico al perito per la consulenza cinematica. La famiglia, chiusa nel dolore, vuole sapere la verità sul drammatico incidente che è costato la vita a Marica Visentin. La famiglia in questo momento chiede chiarezza e che vengano accertate le responsabilità dei conducenti dei mezzi. Hanno affidato allo studio 3A l'incarico di seguire le fasi dell'inchiesta sul tragico incidente nel quale ha perso la vita Marica Visentin. I familiari, chiusi nel dolore, vogliono sapere la verità su quel drammatico schianto, nominato il consulente della Procura così come quello della famiglia della vittima. Noi abbiamo messo un nostro perito che parteciperà alle operazioni peritali. Ci vorranno dai 3 ai 4 mesi per avere l'esito di questa perizia che ha l'obiettivo di accertare definitivamente le responsabilità. Nel registro degli indagati sono finite 2 persone: l'autista del furgone che ha travolto Marica Visentin, morta sotto gli occhi della figlia di 10 anni, e l'automobilista che si è schiantata contro il van. Un incidente che nulla aveva a che fare con le 2 auto parcheggiate al lato della strada, quella di Marica e la vettura della
mamma della vittima, ferma perché in panne. Loro stavano solo attendendo il carrattrezzi quando il furgone, urtato dalla vettura, è finito contro la donna. La famiglia che vive a paese è sotto shock. La famiglia richiede appunto discrezione, richiede di vivere il proprio dolore in maniera riservata e quindi sono una famiglia unita che si stanno facendo forza l'un l'altro in questo momento, insomma, triste. L'amministrazione comunale di paese si è resa disponibile per qualsiasi bisogno sia per la piccola che per la famiglia. La comunità si stringerà sabato al dolore dei parenti per l'ultimo saluto a Marica Visentì nella chiesa di Porcellengo alle 10. Il Comitato Ordine e Sicurezza è riunito in prefettura a Vicenza. Due i temi caldi di cui si discute: la sicurezza in occasione della manifestazione Orafa che avrà luogo tra qualche giorno, cioè Vicenza Oro, e la proroga del protocollo strade sicure con i militari in strada. Ce ne parla Luisa Bertini insieme a Simone Squarcina per la parte tecnica. Siamo davanti alla prefettura di Vicenza dove è in corso il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, il primo presieduto dal nuovo prefetto di Vicenza Filippo Romano, è il primo a cui partecipa anche il nuovo questore di Vicenza Francesco Zerilli. Due le tematiche che vengono affrontate quest'oggi. Una riguarda il potenziamento della sicurezza in concomitanza con la Fiera Oro che si svolgerà dal 17 al 21 gennaio a Vicenza. Potenziamenti della vigilanza sia per garantire la sicurezza dei partecipanti e degli espositori sia per far fronte ad eventuali manifestazioni o contestazioni. Ricordo che lo scorso anno la contestazione dei centri sociali contro le azioni di Israele su Gaza portò poi a violenti scontri di piazza, al ferimento di alcuni agenti e alle conseguenti denunce degli attivisti coinvolti negli scontri. Altro tema che verrà affrontato oggi in sede di comitato è il rinnovo del protocollo strade sicure, in cui i militari dell'esercito presenti in città continueranno a rimanere a presidio delle aree calde. Mi riferisco ovviamente a Campomarzo e la zona del Quadrilatero. Intanto noi abbiamo sentito su questi temi il sindaco Giacomo Possamai, che vi facciamo sentire insieme. La prefettura insieme alle forze dell'ordine, per cui alla questura, ai carabinieri, alla Guardia di Finanza, hanno ribadito la massima attenzione nei confronti della Fiera dell'Oro che si terrà la prossima settimana, da un lato sul piano della sicurezza di tutti coloro i quali parteciperanno a questa fiera. Sappiamo che da sempre è uno dei momenti più critici per i furti che avvengono ai danni di chi partecipa alla fiera, e quindi ci sarà un aumento del presidio e dell'attenzione da parte delle forze dell'ordine, e dall'altro dal punto di vista dell'ordine pubblico, quindi del presidio e dell'attenzione alle manifestazioni che ci dovessero essere nel corso della prossima settimana, perché si svolgano tutte in maniera pacifica e ordinata. L'appello che ho sempre fatto e che rifaccio con determinazione anche quest'anno è che è naturalmente possibile, e ci mancherebbe altro, esprimere la propria opinione, il proprio punto di vista, qualsiasi esso sia, che sia sulla TAV, che sia sui temi internazionali che in questo momento toccano tanto tutti noi, ma va fatto nella maniera pacifica, nella maniera più ordinata, facendo valere la forza delle idee, mai usando la forza. E questo è il sindaco di Vicenza Giacomo Possamai. A Venezia si tenta di limitare i danni della chiusura del polo del lusso al Fondaco dei tedeschi. Sentiamo Ilaria Marchiori. Si è da poco concluso qui proprio nella sede di Confcommercio a Mestre l'incontro per discutere del futuro dei 226 dipendenti del Fondaco che saranno appunto lasciati a casa in massa tra pochissimi mesi. Hanno partecipato ovviamente, oltre alla proprietà, le 3 sigle sindacali. Partiamo da Nicola Pegoraro, segretario generale Fisascat CIS Venezia. Allora, in sintesi, com'è andata? Allora, buongiorno. Non
si è concluso, siamo in una situazione di stallo perché abbiamo parlato di una situazione quadro per quanto riguarda ricollocazione, formazione e trattamento economico, quindi stiamo aspettando, l'azienda si è riservata di darci delle news per quanto riguarda il trattamento economico, che per noi non è un trattamento economico, è quel pezzo di ammortizzatore sociale che un lavoratore perde quando andrà in ASPI e quel pezzo lì gli permette di dire anche a una banca gli emolumenti che lui ha, le rate che deve pagare, quindi per noi è fondamentale. Non si tratta di un elemento economico aggiuntivo, ma si tratta meramente di una questione per quanto riguarda il lavoratore che perde il posto di lavoro e va a dare un pezzo di salario, come si dice, a questo lavoratore di aiuto. Caterina Boato, Filcam CGIL, i lavoratori come commentano l'esito di questo incontro? Allora, l'esito deve essere ancora formalizzato da parte aziendale, stiamo aspettando ancora la proposta. È chiaro che rispetto a come eravamo partiti sicuramente ci sono degli avanzamenti rispetto a questi risarcimenti economici che verranno erogati in caso di licenziamento. Teniamo ancora aperta la vertenza per quanto riguarda i lavoratori in appalto e ci riserviamo di avere un ulteriore incontro in Regione all'unità di crisi anche per la tutela di quei lavoratori che in questo momento non hanno alcun tipo di proposta economica. Importante è anche la speriamo formalizzazione per una ricollocazione per il gruppo all'interno del gruppo LVMH. Ecco, voi avete fiducia che possa esserci questa ricollocazione? Sì, assolutamente sì, sembra ci siano delle aperture e dobbiamo capire nel merito di cosa stiamo parlando. Fabio Marchiori, Will Tux, qualora non si dovesse arrivare a un accordo, si è pronti allo sciopero? Allora, quello sarebbe la cosa ultima, però insomma ad oggi abbiamo dei buoni segnali, nel senso che l'azienda ha dato aperture alle nostre richieste, quindi adesso a breve torneremo al tavolo e ci faranno delle proposte, ma non stiamo valutando l'ipotesi peggiore perché sembra che la trattativa stia andando in maniera positiva. Per noi è positivo che ci hanno garantito che le persone servono fino al 30 aprile ma anche oltre fino al 31 maggio, quindi sono stipendi garantiti fino a questa data, che per noi l'occupazione resta sempre la cosa prioritaria, quindi insomma non credo ci sia per adesso, insomma ovviamente dopo la proposta andrà valutata con i lavoratori, però insomma, mi sembra prematuro oggi di parlare di un esito negativo della trattativa. Ieri il Consiglio dei Ministri che ha bocciato il terzo mandato previsto dalla legge regionale campana per consentire un terzo mandato al governatore Vincenzo De Luca. Questo è il titolo di Repubblica. Meloni chiude sul terzo mandato, il governo impugna la legge De Luca. Il presidente Zaia confida ancora nella decisione della Corte Costituzionale che potrebbe in qualche modo ripristinare invece, togliere i tetti ai mandati dei presidenti di regione. Ne parleremo nella seconda parte di Focus con il segretario regionale del Partito Democratico, il senatore Andrea Martella. Adesso però andiamo a Bassano perché ci sono grandi aspettative per quanto riguarda la cittadella giudiziaria di Bassano. Pare che finalmente sia la volta buona dopo anni di attesa, lo hanno annunciato due sottosegretari. Sentiamo. Dal Ministero via libera al Tribunale della Pedemontana. Nei prossimi giorni infatti il Governo presenterà un testo di legge che prevede la riapertura delle sedi giudiziarie chiuse nel 2012 e l'istituzione del nuovo Tribunale della Pedemontana con sede a Bassano da Grappa. Quello che annunciamo oggi è un risultato storico rispetto al passato e consentirà di erogare in modo migliore il servizio della giustizia in un territorio con un PIL tra i più elevati in Europa. Arriva così, dalla voce del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, la notizia che 3 province, 500.000 di abitanti e un numero notevolissimo di aziende aspettavano da tanto tempo ormai. Il Tribunale della Pedemontana non è più solo un faldone sul tavolo di qualche ministro, ma una strada da seguire. Lo ha annunciato in Senato il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove, rispondendo a un'interrogazione del senatore vicentino Pier Antonio Zanettin sul tema del Tribunale bassanese.
Il provvedimento di Zanettin prendeva spunto infatti da un'ispezione effettivamente avvenuta qualche mese fa da parte del personale del Ministero proprio negli spazi del Tribunale cittadino. Effettivamente il Ministero ha svolto un sopralluogo presso la cittadella giudiziaria nei locali indicati dall'amministrazione di Bassano del Grappa e resi effettivamente disponibili come sedi di una possibile futuro ufficio di nuova circoscrizione giudiziaria. Insomma, il sopralluogo c'è stato ed è servito per capire se gli spazi siano adeguati. Ma c'è di più. Il governo fa sapere che c'è un progetto in ballo ed è un progetto rivoluzionario. L'atto di sindacato ispettivo offre l'occasione infatti per annunciare la presentazione a stretto giro di posta da parte del governo di uno schema di disegno di legge che prevede una revisione di quella che riteniamo politicamente essere stata l'infausta stagione della revisione della geografia giudiziaria, con la riapertura di alcune sedi soppresse rispetto alla riforma del 2012. Ricapitolando, Bassano appare come una sorta di progetto pilota in un disegno di legge che vedrà la luce entro breve e che andrà a ripristinare i crateri lasciati dalla riforma della giustizia di qualche anno fa. L'attenzione del Ministero della Giustizia è massima e consentirà di dare le migliori risposte alle richieste di efficienza del servizio di giustizia che vengono da diversi territori, oltre a evidentemente Bassano del Grappa. Ovviamente è una notizia importante, c'è la protesta degli avvocati che dicono è una misura, sono aperture di nuovi tribunali irrazionali perché poi mancherà il personale. Ma adesso andiamo in diretta da Vanessa Banzato che vedo in compagnia del sottosegretario Massimo Bitonci. A te Vanessa. Perché non sento niente? Ecco, datele la linea, avvisatela che è in diretta, che c'è in diretta. Ci troviamo a Cittadella assieme a me il sottosegretario Massimo Bitonci, tra l'altro già sindaco di Cittadella, che sta portando avanti anche tutto un discorso di cui parleremo tra pochissimo, legato proprio alla trafficatissima statale 47 Valsugana, statale provinciale 47 Valsugana. Cercheremo però di capire, soprattutto assieme al sottosegretario Bitonci, che sta succedendo a Roma per quanto riguarda anche la questione del terzo mandato che è stata bocciata effettivamente a Roma. La Lega al momento non si è espressa e questa cosa ha suscitato qualche malumore tra i colleghi al governo. La fine del terzo mandato vuol dire che il blocco del terzo mandato vuol dire che Luca Zaia non potrà riessere eletto come presidente della regione del Veneto. Beh, intanto la partita non è chiusa perché al di là di quello che è successo ieri, che era già noto, io penso che ci siano ancora le possibilità per rivedere la posizione del Veneto. Il presidente Zaia è un presidente al primo posto tra quelli più amati d'Italia, è un presidente che ha vinto le ultime elezioni insieme ovviamente alla maggioranza e con un ampissimo consenso. Noi continuiamo a ripetere che devono decidere i veneti e quindi non deve decidere poi Roma chi fa il presidente del Veneto. Tra l'altro la nostra Liga ha centinaia anche più di 1 migliaio di amministratori e moltissimi sindaci. Alle scorse amministrative abbiamo visto risultati molto positivi. Se penso a Bassano, faccio un unico esempio, ma sono molti gli esempi. Bassano del Grappa, dove il caro amico Nicola Finco ha vinto da solo praticamente, contro anche altre componenti della attuale maggioranza di governo, quindi io penso che a un certo punto, pur ribadendo il ruolo importante del centrodestra, del fatto che bisogna comunque cercare di essere uniti a livello centrale, quindi a Roma, quindi un governo che va avanti, ma io penso che invece in Veneto ognuno deve cercare di pesarsi secondo anche quello che ha. Noi abbiamo il governo
governatore Zaia, abbiamo assessori regionali, abbiamo deputati, abbiamo sindaci, abbiamo un consenso estremamente elevato e quindi pensiamo che il Veneto debba continuare l'esperienza di Luca Zaia, con Luca Zaia in primis, e se non dovesse esserci questa possibilità, con un altro candidato sempre della Liga, prima di tutto, quindi prima della Liga e della Lega. Quindi noi pensiamo che sia una soluzione che porti comunque a un confronto, cioè vogliamoci bene lo stesso, va bene? Quindi niente da dire con i colleghi anche veneti di Fratelli d'Italia, però ognuno si peserà, ognuno farà la propria campagna elettorale e dopodiché insomma chi vince governerà il Veneto. Ecco, è chiaro che a questo punto, anche dalle sue parole, lei non l'ha detto, però la Lega corre da sola. Beh, questo ovviamente è da vedere, questa è una posizione che mi pare di aver colto non solamente ieri ma in queste settimane, che non è una posizione isolata ma diciamo quasi totalitaria insomma nel nostro movimento. Il Veneto è una regione che è stata governata da molti anni molto bene da parte della Lega e anche dagli altri partiti. Io continuo a ripetere fin dallo scorso anno che i dati nazionali sono una cosa, cioè le elezioni nazionali e le europee sono una cosa, e c'è un leader romano, nazionale, così. Dopo, quando ci si cala nel territorio, quindi in Veneto, ci sono i sindaci del Veneto, c'è il governatore del Veneto, ci sono i consiglieri, gli assessori, ecco, quindi c'è una compagine che è completamente diversa. Qui non si parla di governare Roma, ma si parla di governare il Veneto. E il Veneto, lei dice, va governato da chi conosce bene il Veneto. Beh, io penso che l'esperienza insomma sia fondamentale nei tanti anni di amministrazione. Io prima di Cittadella, insomma, poi anche di Padova e poi anche al governo, vedo che la qualità di chi ha un'esperienza amministrativa territoriale è molto elevata rispetto a chi magari viene calato in politica o chi arriva magari da poco tempo in politica grazie magari a un risultato nazionale. I nostri amministratori si sono formati lavorando nel territorio. Cambiamo argomento, restiamo sempre nel ruolo di sottosegretario suo, perché lei, assieme anche al sottosegretario e collega Ostellari, avete lavorato per diverso tempo assieme, sempre quel discorso del legame con il territorio, anche agli amministratori e ai sindaci, in questo caso specifico di Alta Padovana, perché parliamo dell'asse, perché parliamo della provinciale e statale 47 Valsugana. Lei l'ha definita una delle pochissime arterie tra le più trafficate della regione del Veneto. La Valsugana, la 47 Valsugana, fino a Cittadella è sotto competenza ANAS, poi diventa provinciale fino a Limena praticamente. Siete riusciti, o almeno state lavorando, vi state muovendo perché ci sia questo passaggio in statale, quindi in ANAS. Diciamo che la notizia positiva è che comunque il Ministero delle Infrastrutture insomma, ha dato il parere favorevole al passaggio. ANAS ha dato il parere favorevole al passaggio, quindi alla riclassificazione dell'SP47 in strada, quindi statale, quindi ANAS. Adesso attendiamo il DPCM, che abbiamo capito che ha un tema legato anche alla copertura finanziaria, quindi io già nei prossimi giorni andrò al Ministero dell'Economia per verificare la situazione e quindi trovare anche, individuare le risorse per poi perché la Presidente del Consiglio possa poi firmare il DPCM. Io penso che sia un passaggio fondamentale. Sappiamo che la 47, ma insomma chi vive in queste zone, ma non solo, e chi passa, chi va verso la Pedemontana lo sa,
è la strada più trafficata del Veneto. Partendo da Limena per arrivare poi a Bassano ci vuole più di un'ora e sono pochi chilometri, quindi bisogna trovare una soluzione. C'è un problema anche di pericolosità e incidentalità. Io penso che col passaggio all'ANAS cambiano i requisiti, nel senso la strada statale non deve avere più determinati accessi, le rotatorie devono avere determinati raggi di curvatura che non sono previsti nelle provinciali, i semafori non devono più esserci, ecco, e quindi poi l'ANAS dovrà finanziare degli interventi puntuali che porteranno a velocizzare una strada che è trafficata ma percorre una serie di comuni che ha zone industriali, attività, quindi la strada è frequentata da moltissimi mezzi pesanti e soprattutto è il collegamento verso la Pedemontana Veneta. Verso la Pedemontana Veneta e poi di conseguenza verso anche il Trentino Alto Adige. Quindi ANAS adesso tra l'altro sta portando avanti una serie di progetti, controlli, verifiche sull'intera tratta. Ma l'intera tratta è fondamentale perché stiamo parlando di tutto il traffico che parte e che passa attraverso la A4 e quindi Padova, che poi va a Venezia, Vicenza e con la Pedemontana, poi per lo scorrimento che arriva fino al Trentino Alto Adige, quindi il collegamento poi anche con gli altri paesi, insomma, del centro e nord Europa, ed è fondamentale perché la logistica è diventato uno di quei punti nodali anche per quanto riguarda il nostro sistema produttivo e industriale. Insomma, avete sentito, c'è un gran lavoro a livello politico tra Roma e la nostra Regione Veneto in vista delle prossime elezioni regionali, e c'è un gran lavoro invece che riguarda il territorio legato proprio allo snellimento di questa arteria importantissima e trafficatissima che attraversa più province, attraversa proprio l'intera regione. Da Cittadella per il momento è tutto, ricevo la linea allo studio. Grazie molte a Vanessa Banzato, a Renzo Rigono, a Alessandro Costacurta per la parte tecnica e al sottosegretario Massimo Bitonci. Torniamo alla cronaca. A Treviso un altro furto, questa volta in un ristorante sono state portate via anche le offerte per l'Advar. Andiamo in diretta da Marta Marangoni. La Marta non sente? No, io sento. Siamo in onda. Siamo in diretta. Buongiorno direttore, a te, buongiorno ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo a Treviso, in via Caldibreda, al ristorante notissimo in città al Carbone. Qui questa mattina l'amara scoperta del furto subito. I ladri sono entrati da una finestra che hanno scassinato e poi sono appunto entrati nel locale puntando direttamente alla cassa. Qui con me abbiamo la titolare Cinzia Scarpellini che ci racconta che cosa è successo. Sì, quando noi siamo arrivati stamattina abbiamo trovato la finestra aperta, che proprio qua ci sono gli scuri di legno, praticamente hanno aperto con qualcosa, un piede di porco, qualcosa, e ci sono le impronte che hanno spinto la finestra aprendola, e infatti tutto il gancio è tutto rotto. Si sono diretti verso la cassa, qua come potete vedere hanno portato via praticamente tutto, perfino il cassetto delle monete, dove sotto c'erano anche soldi di fondo cassa per delle cene che mi avevano già pagato, dei buoni che mi avevano già pagato per delle cene. Hanno portato via la cassetta dell'Advar, che questa è una roba oscena, e i soldi delle mance delle ragazze. C'erano 2 cartoni di vino, si sono portati via solo questi 2 cartoni di vino. Hanno preso il PC portatile, hanno staccato la spina, così ha lasciato anche la spina accesa, attaccata lì, e se ne sono andati tranquillamente. Qui noi siamo andati via a 00:30, quindi sono venuti nella notte, qui fuori è buio, quindi hanno fatto tranquillamente i loro comodi come hanno voluto. Adesso ci sono tutte le impronte, proprio si vedono le mani sulla finestra che hanno spinto la finestra, ci sono le impronte delle scarpe da ginnastica vicino al tavolo, e sì, siamo demoralizzati perché non è mai successo una roba del genere. Questa è una zona tranquilla, è sempre stata una zona tranquilla, via Caldibreda, per carità è buia, però anche i vicini qui dicono che col nostro ristorante insomma c'è sempre un po' di movimento, si sentono più tranquilli anche loro.
E però in questi giorni proprio qui nella zona ha fatto man bassa, perché comunque vabbè, a parte che sono andati dalla parrucchiera qua vicino 2 giorni fa, sono andati qua vicino alla casa del prefetto e sono entrati anche lì. E noi adesso abbiamo paura perché a uscire insomma la sera abbiamo veramente, veramente paura. Adesso non è tanto per quanto hanno portato via, perché il valore sarà intorno ai 700 euro, 650 di cassa, un po' di mance, però è proprio da aver paura quando esci la sera, perché purtroppo tantissimi controlli non ci sono e noi siamo terrorizzati. Speriamo che ci siano più controlli, che illuminino di più la strada, oppure che chiudano ancora la strada, che così almeno la gente non riesce a uscire di là, perché da quando hanno riaperto la strada c'è un passaggio un po' particolare, che sia di biciclette, motorini, di gente un po' strana. Ecco, quindi c'è anche amarezza per quanto accaduto e anche per la viltà del furto delle offerte per l'Advar. Qui erano stati raccolti in una cassettina dei contributi che generosamente i clienti avevano voluto donare all'Advar, associazione particolarmente amata e sentita in città Treviso, perché si occupa dell'assistenza ai malati terminali di tumore, e i ladri hanno rubato anche questo. Sì, è questo che ti delude, perché non si fermano di fronte a niente, insomma, che possa essere un bicchiere con delle mance delle ragazze, che se saranno stati 100 euro, insomma, oppure la cassettina dell'Advar, cioè, e tutte le monete. Capisco i soldi di carta, portati via tutto, ma sono portati via proprio tutto il cassetto con le monete, tutto quanto, e poi hanno toccato la tua roba, insomma ci hanno distrutto una finestra. Noi dobbiamo continuare il nostro servizio, questa sera dobbiamo continuare ad aprire, e con che voglia fai questo? Insomma, sei proprio deluso di qualcuno che ti entra, ti tocca le tue cose, e, oltre al danno, insomma, che potrebbe essere quello a livello finanziario, ma proprio il danno morale che ci hanno fatto, insomma. E qua è da aver paura. Mi dispiace, è così. Ecco, direttore, dunque questa è la situazione. Da Treviso restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangoni in diretta da Treviso. Intanto, oltre alle razzie dei ladri, continuiamo a registrare aggressioni al personale ospedaliero, medici e infermieri picchiati da parenti dei pazienti o da persone che vogliono essere immediatamente curate. Ci sono iniziative come quella dell'ospedale padovano per sensibilizzare il rispetto nei confronti di coloro che lavorano nei nosocomi. 1800 aggressioni in Veneto da gennaio a settembre 2024, una tendenza in aumento rispetto al 2023. C'è timore tra gli operatori sanitari della regione, esposti ai rischi legati a una crescente tensione con i pazienti, che spesso sfocia in vere e proprie aggressioni. Da eroi, come simbolicamente ricorda il murales di Wonder Woman, che dal 2020, l'anno del Covid, campeggia davanti al pronto soccorso dell'ospedale di Padova, a soggetti spesso incolpevoli di carenze del sistema, a partire dalle attese per le cure al pronto soccorso o per una visita. Da qui l'idea che l'azienda ospedaliera di Padova porta all'attenzione di tutti attraverso una campagna di informazione e comunicazione al via. Questo cartello sarà diffuso in forma capillare nei pannelli luminosi del pronto soccorso centrale e dell'ospedale Sant'Antonio, nelle sale d'attesa, nei reparti, nel sito e via social. Ascolto e cortesia migliorano la cura, rispettiamoci, l'invito rivolto a tutti. Un cartello che racconta una storia. Non è un disegno qualsiasi quello scelto, ma la riproduzione di un quadro regalato al direttore generale Giuseppe Dalben da una paziente trapiantata. Un'operatrice sanitaria, medico, infermiere, OSS, quella ritratta, con il camice verde e la mascherina viola, una farfalla tatuata sul braccio e una che simbolicamente vola. È la farfalla della gentilezza, balsamo per il dolore di chi soffre ed è malato, ma anche per chi, nel sorriso di una persona guarita o sollevata da quel dolore, si sente ripagato di fatiche e stanchezze. Dice di Chiara Gaiani, i nuovi codici delle prestazioni con comunicati senza preavviso stanno mandando nel caos il lavoro dei medici di famiglia. Si tratta della digitalizzazione delle prescrizioni dei medici. Il segretario del Sindacato dei Medici del Veneto dice: la Regione smetta di ignorarci e si confronti con noi. Ilaria Marchiori.
Si aggiornano i codici delle prestazioni e in Veneto si scatena il caos, in particolare negli ambulatori dei medici di famiglia, avvisati solamente il 30 dicembre della modifica. Sarebbe uno strumento utile perché correla e uniforma tutte le voci delle prestazioni che nel Veneto possono essere eseguite e richieste. Ed è uno strumento anche di monitoraggio importante, perché noi possiamo con i codici seguire esattamente dalla domanda, dalla richiesta del medico all'esecuzione della prestazione, solo che è stata assolutamente buttata lì fra capo e collo, senza nessuna preparazione, senza nessuna informazione, ma soprattutto senza nessuna sperimentazione. E non è la prima volta che noi abbiamo problemi grossissimi in ambito informatico con la Regione Veneto. Con il risultato che i medici già oberati si ritrovano in ulteriore difficoltà e come sempre a rimetterci al paziente. Dobbiamo andare alla ricerca dell'equivalente di quella prestazione, guardando in internet, cercando di capire il codice a cosa corrisponde, e spesso succede anche che noi digitiamo correttamente, la maggior parte delle volte non è sempre così, la maggior parte delle volte le cose vanno bene, ma cosa succede? Che colui che presta l'opera, il laboratorio periferico, lo specialista, non col suo gestionale non riesce a leggere quella nostra ricetta, quella nostra prestazione, perché il software non riesce a interpretarlo. Cosa vuol dire? Che non è stato preparato il terreno, e la cosa non è soltanto burocratica, ma si ripercuote clamorosamente sulle persone che curiamo, perché liste d'attesa, andi rivieni, ti faccio una ricetta, mi hanno detto che è sbagliata, ma non è sbagliata perché il codice è sempre lo stesso, ma lui non riesce a leggerla. È insopportabile, rincara Scassola, come la Regione continui a ignorare la collaborazione con la medicina generale. È evidente che c'è bisogno di riorganizzare il territorio, però sono mesi che noi non veniamo convocati. Ci siamo fermati sul discorso del personale, e sul personale dobbiamo avere le idee chiare e dobbiamo andare avanti nell'incontrarci. Io credo che sia possibile incontrarci, sia possibile trovare una soluzione, perché lo esigono le persone che curiamo, le famiglie, le esige anche la differenza territoriale che noi abbiamo. Non è la stessa organizzazione in centro città a Padova o a Venezia, non è la stessa cosa a Torreglia, a Spinea o a Montebelluna. Dobbiamo creare in Veneto un'organizzazione nuova, malleabile, che vada incontro alle esigenze vere della popolazione. Il nuovo codice della strada, con un giro di vite soprattutto nei confronti di coloro che si mettono al volante dopo aver abusato di alcol. I dati parlano di una diminuzione già degli incidenti, molte multe, ma la preoccupazione dei gestori di ristoranti e bar che dicono adesso c'è l'alcolfobia e non è detto che bere un bicchiere di vino possa poi creare dei problemi con la polizia stradale. Andiamo in diretta da Valentina Visentin. Attenzione che partiamo. Ci siamo? Sì, buongiorno direttore, siamo nelle piazze, nel cuore dove si svolge l'aperitivo a Padova, per lanciare un messaggio insieme agli esercenti, perché con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada cosa è cambiato? Sostanzialmente il limite dell'alcol test è rimasto invariato, cambiano ovviamente le sanzioni. Questo in questo periodo ha provocato una diminuzione considerevole, si attesta per gli esercenti padovani del meno 15% di alcol. Cosa significa e cos'è il messaggio che vogliono lanciare oggi gli esercenti padovani? Si può bere responsabilmente e ci sono anche gli strumenti, e oggi abbiamo fatto una prova pratica, perché insieme a Federica Luni dell'app, sia io che lei abbiamo appena provato dell'alcol e mangiato. Federica, tu cosa hai mangiato? Allora, io sono arrivata a pancia vuota, ho mangiato delle patatine, bevuto il classico spritz padovano all'Aperol e mangiato un paninetto veramente piccolo, dopo si vedrà dalle immagini. Adesso in diretta ti sottoponi all'alcol test. Okay. Direttore, stiamo per fare proprio la prova con gli alcol test, quelli di cui verranno anche poi dotati. 10 secondi che si azzera. C'è un timer. Esatto, ecco qua. Federica soffierà. Via. Si soffia per 5 o 10 secondi al massimo e il risultato è questo, è zero. Come si può... Adesso sta calcolando.
Il risultato è 0, Federica, l'abbiamo dimostrato in diretta. Questo cosa vuol dire? Teniamo presente che noi abbiamo aspettato un 20 minuti buoni prima di fare il test. Perché? Perché quando tu bevi lo spritz non è che ti metti subito al volante. E lo spritz o il bicchiere di vino è socialità, è mangiare insieme, fare 2 chiacchiere. Quindi abbiamo fatto proprio come se nulla fosse, la chiacchierata con voi giornalisti. Dopodiché, nel momento del saluto, abbiamo fatto questo test, l'alcol test. Questo cosa vuol dire? Che l'importante è bere responsabilmente, che ogni fisico reagisce a maniera sua, che bisogna essere consapevoli dei propri limiti. I limiti per legge ci sono, ma non sono così terribili come è stato scritto e detto in questi giorni. Ci sono, vanno rispettati e ognuno deve adeguarsi. Ci sono anche delle iniziative a tutela del cliente come la wine bag, che lo porterebbe dunque a consumare il giusto quantitativo di alcol senza però poi sprecare quello che ha acquistato. Esattamente, è un'iniziativa già fatta un anno fa, perciò in tempi non sospetti, in cui abbiamo aderito all'iniziativa nazionale Bevi Responsabile con la distribuzione di wine bag presso i ristoranti, quindi non c'è l'ansia del consumatore, del cliente, di bere per forza il vino di un certo valore che ha ordinato, ma lo può bere quanto ritiene più opportuno per dopo portarlo a casa e berlo in tranquillità. Ecco, quindi questo è il messaggio: si può bere in maniera moderata e responsabile e con tutte, insomma, le accortezze del caso. Per quanto riguarda il mio alcol test, direttore, lo scopriremo nel servizio di questa sera come è andata. Intanto dalle piazze di Padova è tutto, linea allo studio. Quindi mi raccomando moderazione anche al nostro operatore Cristian Rocche Allende, che tiene sempre molto fissa la telecamera. Allora andiamo, ovviamente questo comporta anche la caccia agli alcol test in farmacia, che a questo punto ne sono sprovvisti. Vediamo. Il nuovo codice della strada ha inasprito le pene per chi si mette alla guida in stato di alterazione alcolica, e la paura di sanzioni pesanti e soprattutto della sospensione della patente hanno fatto scattare la corsa all'acquisto dell'alcol test. La gente si è preoccupata, noi siamo riusciti a trovarne un centinaio di pezzi sul mercato e dall'inizio dell'anno adesso li abbiamo già esauriti tutti, non ne abbiamo più uno. Il fenomeno è esploso soprattutto durante le festività natalizie, quando non sono mancate le occasioni per brindare, al punto che molte farmacie hanno esaurito le scorte. Le persone che vogliono provare, se bevendo un bicchiere piuttosto che mezzo oppure 2, se sono nei limiti consentiti dal codice, lo possono fare con questa prova, diciamo, alcolimetrica. E è l'unico modo. Ma vediamo come funziona un alcol test monouso che in farmacia si può acquistare con pochi euro. Si inserisce in bocca il tamponcino, si impregna di saliva per 10 secondi, poi si estrae e a seconda del tasso alcolemico di ogni persona il tampone assumerà una colorazione diversa. Se uno non ha bevuto sarà un giallo, bianco-giallo. Man mano che sale il grado alcolico il tampone diventa prima azzurro tenue, poi azzurro diciamo più marcato, fino a un azzurro intenso quando uno ha bevuto veramente oltre i limiti consentiti dal codice nuovo. Insomma, con la stretta sull'alcol alla guida, ora bere fa davvero più paura. La gente è molto preoccupata e io ho letto un articolo che sono preoccupati anche i ristoratori, perché le persone che vanno a cena e prima ordinavano una bottiglia di vino adesso bevono un calice. Cosa ne pensano i cittadini? Siamo andati a sentire i bassanesi. Sentiamo. Il nuovo codice della strada, lo sappiamo, ha inasprito le sanzioni per chi guida in stato d'ebbrezza. Una nuova normativa destinata a cambiare le abitudini, ad esempio dei giovani bassanesi. Si beve di meno, si sta più attenti. Lo abbiamo chiesto direttamente a loro. Io sono totalmente d'accordo con questa nuova riforma qua, perché la maggior parte degli incidenti stradali era riguardante l'abuso di alcol comunque alla guida, e almeno a me personalmente non ha toccato molto, perché sono dell'idea che
ci si può divertire, si può festeggiare senza bere, insomma l'importante è stare in compagnia con i propri amici e non stare attaccato al bicchiere, mettiamola così. Qualcuno ha cambiato un po' le abitudini, sta un po' più attento adesso? Beh sì, l'attenzione è stata comunque maggiorata da parte di tutti quanti con queste nuove regole qua, però diciamo meglio così, a mio parere, meglio così. Io penso che è importante perché è un pericolo, si beve alcol e dopo guida. Penso che è importante, siamo più sicuri così. Questo nuovo codice della strada ha cambiato un po', cambia un po' le abitudini, si sta più attenti quando... Si sta molto più attenti, forse anche in modo esagerato, e penso che i negozianti ne sentiranno molto di questa cosa. Sono cambiate un po' anche magari le abitudini? Comunque chi si vuole ubriacare si ubriaca lo stesso. Chi vuole fare dei problemi li fa lo stesso. Secondo me c'è tanta paura adesso al momento, però alla fine come limiti cose non è cambiato particolarmente, ci sono molti controlli, quindi anche sotto le ferie, poi io sto qua in centro quindi cambia niente. Allora andiamo in pubblicità, ma state con noi perché sarà qui in diretta il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Parleremo ovviamente della decisione del governo ieri di Giorgia Meloni di impugnare la legge regionale campana che autorizzava il terzo mandato per Vincenzo De Luca e quindi per altri governatori, Zaia e Fedriga in particolare. A tra poco, state con noi. Di nuovo in diretta con Focus TG, grazie e benvenuto al senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Grazie molte. Allora, ieri il governo Meloni ha stoppato il terzo mandato, impugnando davanti alla Corte Costituzionale la legge campana regionale che avrebbe permesso a Vincenzo De Luca di fare un altro mandato, così come ad altri governatori. Qui si parla ovviamente di Zaia, di Fedriga in Friuli Venezia Giulia. Vediamo solo un titolo, grazie a Tony Esposito e Italo Morano in regia. Terzo mandato, De Luca non si dimette, io vado avanti, Meloni ha paura di me, sulla campagna non decide Roma. Ecco, senatore, diciamo che ancora c'è, si attende il pronunciamento della Corte Costituzionale, ma ieri sera Settimo Gottardo a Focus diceva sarà difficile che la consulta sia in contrasto con il governo su un tema così importante. Ma questo lo vedremo, nel senso che quello che deciderà la consulta fa ovviamente parte delle decisioni che un organismo così importante e autorevole prende autonomamente. Devo dire che è stata netta la posizione del governo Meloni, l'impugnazione dice chiaramente che non è possibile fare un terzo mandato e che ciò non è possibile nemmeno in Veneto. Quindi è per questo che io ho detto nelle scorse ore, è finita l'era Zaia, Zaia non potrà più candidarsi, del resto Zaia 15 anni al governo li ha già fatti, per lui sarebbe stato addirittura il quarto mandato e quindi non si tratta nemmeno di essere contro De Luca o Zaia, ma di affermare un principio istituzionale di equilibri dei poteri per il quale una concentrazione eccessiva nelle mani di una persona per troppo tempo rischia di essere eccessiva e quindi di non favorire la democrazia dell'alternanza. È per questo che io penso che noi eravamo contro al terzo mandato anche prima dell'impugnazione che ha fatto il governo, ma mi pare che questa impugnazione vada nella direzione giusta. Ecco, Fratelli d'Italia e la Lega sono ai ferri corti proprio per la presidenza, per le candidature eventuali, perché potrebbe esserci una candidatura unica, ma a questo punto gli alleati sono fortemente divisi. La Lega continua a dire che se Fratelli d'Italia dovesse impuntarsi su un proprio candidato noi potremmo correre da soli. Questo contrasto in qualche modo agevola il centro-sinistra, cioè per voi si tratta di un'opportunità in più o, come dicono alcuni osservatori, comunque
diciamo, al di là delle frizioni, dei contrasti tra gli alleati, il centrodestra in Veneto rimarrebbe egemone. Ma io penso che questo ciclo politico così lungo, che è durato tantissimo in Veneto, prima con Zaia 15 anni e adesso 15 anni con Zaia, adesso 15 anni con Galan, è evidente che si chiude, e si chiude anche abbastanza male, perché come lei giustamente ha ricordato si chiude con strappi, litigi, divisioni, compromesse mancate e più di qualche problema nell'assetto della nostra regione. Penso alla sanità, al mondo dell'impresa, alla pedemontana, a tante altre cose che ci vengono lasciate. Io non so se il centrodestra riuscirà a fare un'alleanza, lo vedremo, e non c'è dubbio che per noi si tratta di fare uno sforzo straordinario per far vedere che siamo in grado di costruire un progetto all'altezza delle aspettative dei veneti, e quindi io non do nulla per scontato, in politica non si dà nulla per scontato. Certo, per rispondere alla sua domanda, le divisioni del centrodestra, come è avvenuto in altre regioni e anche in qualche città del Veneto, favorirebbero la possibilità di aprire un nuovo ciclo politico. Se guardo i dati elettorali, il centrodestra ha una sua consistenza, però vedo anche che il PD è in ripresa, è cresciuto, ha più voti della Lega nella nostra regione, stiamo costruendo un'alleanza di forze politiche e civiche, e io non escludo affatto, anzi lavorerò perché questa alleanza possa essere vincente. Ecco, spesso si sente dire da esponenti del centro-sinistra, anche in questo studio, che appunto il centro-sinistra ha vinto a Verona, a Padova, a Vicenza, quindi ha diciamo, dei consensi significativi. La Lega rispetto a questo, rispetto anche a Fratelli d'Italia, dice: noi siamo il partito territoriale, abbiamo una struttura, abbiamo i nostri sindaci. Si può dire lo stesso da parte, diciamo... Noi siamo un partito più territoriale della Lega. La Lega ha anche perso una sua vocazione di sindacato del territorio in nome della nuova identità più nazionale, sovranista, che ha cercato di dare Salvini. Noi abbiamo una presenza territoriale in tutto il Veneto, con più di 400 circoli, con molte realtà. È ovvio che scontiamo alcuni problemi legati al fatto che la presenza del centrodestra anche storicamente in questa regione è forte, però come lei giustamente ha ricordato governiamo Vicenza, Verona, Padova, anche altri centri nel Veneto. Dobbiamo fare un lavoro molto grande per penetrare in tutta la provincia veneta, in tutte le aree interne, nelle aree anche diciamo più di campagna o di montagna. Lo stiamo facendo e dobbiamo far emergere anche la nostra proposta in quel senso, ma tutto il mio lavoro nel corso di questi anni è andato proprio in questa direzione. Ecco, sull'autonomia ovviamente c'è stato un confronto molto duro tra maggioranza e opposizione. Ricordiamo che dopo il sì della Cassazione al referendum abrogativo ci sarà la Corte Costituzionale, di nuovo il 13 di questo mese, che si pronuncerà sulla legittimità o meno del referendum, quindi si deciderà se il referendum ci sarà o meno. Su questo siete, diciamo... Su questo io devo dire che quella della Lega, di Zaia in modo particolare, è un fallimento su tutta la linea. Mi dispiace anche doverlo dire, perché noi siamo tra quelli che avevano proposto una forma di autonomia equilibrata che potesse davvero servire ai cittadini della nostra regione. Cioè avevamo detto: non ne facciamo una bandiera ideologica, proviamo a vedere nelle singole materie cos'è possibile fare perché la nostra regione possa avere una maggiore efficienza nei confronti dei cittadini e più prossimità. E questo non è stato possibile farlo, c'è stata una chiusura totale da parte del centrodestra, nonostante noi avessimo presentato, io per primo, alcune proposte in questo senso. Si è voluto approvare qualcosa che oggi alla prova dei fatti non regge né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista delle risorse finanziarie. La Consulta ha detto che è per molti versi inammissibile, per almeno 7 punti è incostituzionale. La Corte di Cassazione ha definito il referendum ammissibile perché
prevede che rimane in vigore, diciamo, la possibilità di abrogare del tutto la legge. Ora si esprimerà definitivamente la consulta, addirittura mi pare che sia stata spostata, l'ho visto pochi minuti fa, dal 13 al 20 la decisione finale, e lì capiremo. Io penso che questa legge così sia mutilata e non stia più in piedi, e quindi lo sforzo che bisognerebbe fare seriamente di mettersi intorno a un tavolo, come però avevo già detto anni fa, per provare a capire com'è possibile costruire un'autonomia che sia veramente il frutto del rapporto serio tra lo Stato e le regioni. Ecco, leggevo ieri un'intervista di Ivo Rossi, mi pare al Corriere del Veneto, in cui diceva che questa legge in effetti è stata talmente compromessa, smontata, che a questo punto il referendum abrogativo potrebbe non essere celebrato, insomma, no? È oggettivamente una valutazione, perché non è che sia stato inserito un dettaglio della Corte Costituzionale, sono state poste questioni fondamentali che rendono questa legge di fatto sconfessata. Peraltro sono le stesse questioni che avevamo posto anche noi nel corso del dibattito parlamentare e con le nostre proposte. Io per esempio avevo detto che alcune materie non potessero essere devolvibili: la scuola, l'energia, il commercio con l'estero, l'ambiente, le grandi reti di comunicazione e di trasporto. Così poi ha detto anche la Corte Costituzionale. Quindi è possibile che il referendum possa non svolgersi proprio perché la legge non sta più in piedi, anche se, come ho detto prima, la Cassazione ha ritenuto che esista ancora la fattispecie dell'abrogazione totale della legge. Ora la consulta deciderà, non è facile anticipare le decisioni. Quello che io dico, che si faccia il referendum o che non si faccia il referendum, dovrebbe rimanere in campo una posizione intelligente che dica: noi l'autonomia non è che la dobbiamo abrogare come principio, proviamo a ragionare su cosa è possibile davvero realizzarla in maniera seria. Temo che il centrodestra però non abbia voglia di fare questa cosa, e lo ha dimostrato fino a qui. Ecco, sono passati più di 7 anni dal 22 ottobre del 2017, il giorno in cui ci fu questo referendum sull'autonomia, e lei è stato molto chiaro nella posizione del PD del Veneto. Ovviamente in altre regioni e in altre circostanze si sentono degli attacchi molto duri nei confronti dell'autonomia da parte di tutto il centro-sinistra, e questo, diciamo, questa impostazione secondo lei non rischia in qualche modo di danneggiare il centro-sinistra in Veneto, che ha una sua specificità e dove la spinta per l'autonomia comunque rimane molto forte, almeno a giudicare, non so, dal sondaggio di Ilvo Diamanti, insomma. Ma infatti a me è del tutto chiaro che in Veneto ci sia una dinamica diversa, un'attenzione diversa rispetto all'autonomia, e del resto ce lo spieghiamo anche con ragioni storiche, con ragioni culturali, anche con quanto è avvenuto nel recente passato nella nostra regione a proposito di movimenti che hanno posto questo tema dell'autonomia e della questione settentrionale. Io, se non capissi che il Veneto anche questo, non dovrei proprio fare politica, e quindi lo capisco, ed è per questo che abbiamo presentato una proposta di legge che prevedeva che l'autonomia si potesse realizzare con 7 punti, con 7 materie che davvero fossero al centro di un processo graduale, perché tu non è che inizi dicendo. Cos'è successo? Che in realtà la Lega, anche Zaia, nel corso di questi anni, più che di autonomia, molto spesso hanno parlato di indipendenza, hanno parlato di secessione, e questo ha ingenerato anche una paura in altre regioni, anche da parte di governatori e di elettori del centrodestra, e si è creato un cortocircuito. Aver deciso di gestirla diversamente sicuramente avrebbe dato degli esiti diversi. Purtroppo questo non c'è stato, e anche non c'è stato per le divisioni all'interno del centrodestra, perché è del tutto evidente che non la pensano allo stesso modo. Per la Lega l'autonomia ha un significato, per Fratelli d'Italia non ha lo stesso significato. La Lega è più presente al nord, Fratelli d'Italia sono molto più presenti al sud come Forza Italia, e quindi aver scritto una legge male
e avere delle divisioni all'interno del centrodestra e aver creato delle divisioni nel Paese, credo che abbia davvero portato a questo fallimento. Del resto ieri la Presidente Meloni nella conferenza stampa non è che abbia usato parole particolarmente calde nei confronti dell'autonomia. Sì, ha detto tra l'altro sul confronto tra Fratelli d'Italia e Lega, ha detto non si può non tenere in considerazione il peso dei Fratelli d'Italia anche, appunto, anche in Veneto. A proposito del governo, senatore, ci sono due veramente prospettive molto diverse sull'andamento del Paese, sull'azione dell'esecutivo. Il governo vanta l'aumento dell'occupazione, insomma, e altri dati che il governo ritiene positivi. Centrosinistra, in particolare con Elly Schlein, parla di aumento di pressione fiscale, della salute pubblica al disastro, con la volontà, dice Elly Schlein, di passare alla sanità privata. Dal suo osservatorio qui in Veneto cosa vede rispetto proprio a come stanno andando le cose per famiglie e imprese? Ma io vedo che anche in Veneto da molti mesi c'è un calo della produzione industriale, cosa che è stata segnalata dagli stessi industriali. Vedo che anche in Veneto c'è un aumento delle ore di cassa integrazione autorizzate. Vedo che anche in Veneto ci sono crisi industriali aperte non ancora risolte. Penso che il Veneto sia una grande regione dal punto di vista economico, la cui spina dorsale sia la manifattura e che oggi dovrebbe essere aiutata maggiormente ad essere forte e a competere sui mercati internazionali. Vedo che l'unica cosa che è stata fatta da parte della regione è stato l'aumento dell'IRAP sulle imprese, non una grande cosa, ma sicuramente non un segnale particolarmente positivo. Penso che bisognerebbe avere una nuova strategia di sviluppo. Si sono perse alcune occasioni. La ZLS, la zona logistica semplificata a Venezia e nel Polesine, peraltro diciamo inventata allora da noi, da quando eravamo al governo, è sempre lì ferma senza che questi investimenti si vedano e purtroppo il governo non l'ha finanziata nell'ultima legge di bilancio e abbiamo perso qualche occasione. Mi riferisco diciamo, agli investimenti che potevano esserci da parte di Intel o di Silicon Box, senza che in Veneto si sia detto nulla sul perché quegli investimenti non sono stati fatti. Zai addirittura aveva parlato di un piano C che non si è visto. Vedo una sanità che, nonostante continui ad essere una buona sanità nella nostra regione, diventa più diciamo, costosa e meno accessibile a tutti. E quindi ci sono alcuni cittadini, molti, che siccome le liste di attesa sono lunghissime, siccome non riescono a trovare un medico di base per prenotarla, si rivolgono al pronto soccorso e poi al pronto soccorso aspettano delle ore e poi magari in ospedale non ci sono i medici e gli infermieri. Errori dovuti a una programmazione secondo me non buona della regione e soprattutto a una mancanza di investimenti a livello nazionale. Vedo che siamo in un momento in cui le bollette aumentano, le assicurazioni aumentano, caro vita, diciamo, le spese per far vivere una famiglia aumentano e quindi diciamo che tutto questo non mi sembra al centro dell'attenzione del governo, che dovrebbe occuparsi in maniera più seria di quelli che sono gli aspetti della vita quotidiana delle persone. 2 minuti di pubblicità e torniamo in diretta col senatore Andrea Martella. Tra poco state con noi. Siamo in diretta con il senatore Andrea Martella. La notizia del giorno è stata la bocciatura del terzo mandato da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che peraltro è in un periodo, senatore, di attività frenetica anche a livello internazionale, incontri è stata a Washington a trovare Trump per liberare Cecilia Sala, ha incontrato Musk, sta diventando, molti dicono, sta diventando una destra troppo autoritaria, troppo spinta verso anche questi nuovi poteri
anche digitali, no? C'è il problema la questione, il dibattito, la discussione su Starlink, l'ingerenza di Musk che vuole addirittura a questo punto far fuori il premier britannico, no? E c'è questo Musk che ormai è visto come uno dei più potenti della Terra. Si sta fermando questa... Ma io temo che un po' questo disegno ci sia e che la Meloni tenda ad essere tramite tra Trump e l'Europa in una posizione più oggettivamente legata alle posizioni degli Stati Uniti e di Trump, il quale sappiamo magari non ha tanto interesse che l'Europa come Unione rimanga in piedi, è più interessato a parlare con i singoli Stati. E devo dire però sinceramente che io ho dato atto, tutti quanti noi abbiamo dato atto alla Premier Meloni del lavoro fatto per la liberazione di Cecilia Sala, al nostro corpo diplomatico, l'intelligence, anche sotto la guida illuminata del Presidente della Repubblica che ha parlato di questo nel suo messaggio di fine anno, e però è stato oggettivamente un successo del governo. È molto più spinosa e invece da verificare con attenzione la vicenda Starlink. Stiamo parlando di economia dello spazio, stiamo parlando di futuro, stiamo parlando di comunicazione, ma stiamo anche parlando di consegnare ad un imprenditore monopolista straniero legato a Trump non tanto la possibilità della connessione per i cittadini normali, ma dati strategici legati alla sicurezza digitale e alla difesa del nostro Paese. Ci vuole molta attenzione, è vero che l'Europa è in ritardo su questo, il progetto Iris dovrebbe andare avanti, il governo italiano dovrebbe fare di tutto per farlo andare avanti, ma prima di pensare di dare 1,5 miliardi a Musk per qualcosa che sarebbe in affitto e che però avrebbe tutte le problematicità che sono state evidenziate nel corso di questi giorni, io penso ci voglia una discussione trasparente in Parlamento che definisca obiettivi, condizioni. La Meloni ha detto che non c'è nessun contratto firmato, che non c'è nessuna intesa, adesso l'aspettiamo al varco per vedere di che si tratta. In questo un elemento di programmazione, di preoccupazione rispetto al fatto che ci sia Elon Musk che in una posizione ultra sovranista di destra che tenti di influenzare anche attraverso le proprie piattaforme la situazione elettorale in tanti paesi è un elemento e mi ha un po' impressionato vedere la Meloni così schierata con Elon Musk. Senatore, torniamo, abbiamo ancora qualche minuto, torniamo a casa nostra. Pare che si vada a votare per le regionali 2025, c'è chi propone la primavera del 2026. Per ora diciamo l'unica candidatura ufficiale è quella di Forza Italia con Flavio Tosi, no? La Lega ovviamente, se Zaia dovesse con un capovolgimento di fronte alla Corte Costituzionale avere un altro mandato, sarebbe lui. Si è parlato di Mario Conte, di altri esponenti della Lega al suo posto. Fratelli d'Italia ancora non ha indicato nessuno. Il Partito Democratico ha diciamo delle Innanzitutto vorrei dire che anche qualora la Corte Costituzionale cepisse sulla decisione del governo di impugnare la legge Campana, rimane in vigore la legge attuale che prevede che ci siano 2 mandati e non mi pare che un governo che impugni una legge possa poi rifarne un'altra di segno opposto per consentire i 2 mandati, quindi un terzo mandato. Quindi davvero, ripeto, il ciclo di Zaia mi sembra concluso. Nel centrodestra mi pare che abbiano un bel problema nel decidere chi possa essere il candidato, perché sono molto divisi tra la Lega e Fratelli d'Italia. Se sto alle dichiarazioni ogni giorno della Lega vogliono andare da soli, vedremo se sarà così.
Nel nostro campo stiamo lavorando a costruire un'intesa delle forze politiche del centrosinistra, devo dire le abbiamo messe tutte quante assieme, anche con le forze di centro come Italia Viva. Stiamo lavorando ad una visione comune, ad un progetto comune, perché la prima cosa non si fanno alleanze contro, bisogna avere una proposta e quello è quello che stiamo cercando di fare, ed è ovvio che avvicinandosi anche le elezioni, perché anche a me pare di capire saranno in autunno, dovremo fare una scelta di una candidata o di un candidato che al meglio possano rappresentare questa coalizione, che sappiano parlare bene ai veneti, che sappiano mettere in campo idee ed energie nuove. Io penso che lo faremo seriamente e che anche in Veneto si possa aprire una stagione di cambiamento. Senatore, grazie molte. Grazie a voi, grazie direttore. Buon lavoro e grazie ai nostri registi, Tony Esposito e Italo Morao. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:20. Buona giornata, arrivederci.